Apriamo la Bibbia nel Vecchio Testamento, nel libro di Geremia. Geremia capitolo 17. Leggeremo dal verso 5 fino al verso 10. Geremia capitolo 17, dal verso 5 fino al verso 10. Amen. Gloria al Signore. Amen. Inizio la lettura. Dio sia lodato. Così parla l'Eterno: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si allontana dall'Eterno. Egli è come una tamerice nel deserto. Quando giunge il bene, egli non lo vede. Dimora in luoghi aridi, nel deserto, in terra salata, senza abitanti. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. Egli è come un albero piantato presso le acque, che distende le sue radici lungo il fiume, non si accorge quando viene il caldo, e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi lo conoscerà? Io, l'Eterno, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni, per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Alleluia. Dio parla. Amen. E proprio per mezzo del profeta Geremia, nella sua epoca, parlava al popolo di Israele, che era un popolo sviato, corrotto, si era allontanato dalle vie del Signore, e Dio manda la sua parola per ammonire, per far riflettere, ma come risposta trova sempre una indifferenza da parte del popolo, finché il Signore poi per mezzo del suo profeta avvertirà che una potenza straniera verrà, conquisterà Gerusalemme, saranno schiavi. E anche a questa parola non hanno voluto credere, perché come abbiamo letto nella parola c'è una verità che sottovalutiamo: il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. Quello che ci fa rendere persone diverse è la grazia di Dio nel nostro cuore. Amen. Alleluia. Questo non vuol dire che Dio ci ha creati in modo imperfetto. Lui è perfetto, ma ci ha tanto amati che ci ha dato piena libertà di scelta. Non ci ha reso schiavi suoi, ma Lui ci ha dato libertà. Amen. Amen? Siamo noi che decidiamo cosa vogliamo fare e cosa non vogliamo fare. Siamo noi che decidiamo se servire Dio o non servirlo. Siamo noi chiamati a decidere se fare la sua volontà o la nostra volontà. Vedete, l'uomo ha questa scelta. E Dio dice in modo chiaro: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si allontana dall'Eterno. Dio paragona quest'uomo come una tamerice e una pianta grassa, che non ha bisogno di acqua dolce, ma ahimè si nutre di acqua salata.
sta nel deserto, non ha frutto e ha solo fogliame, neanche bello a vedersi. Vedete come paragona Dio l'uomo che confida nell'uomo e il cui cuore è lontano dalla sua grazia, dalla sua presenza, come un albero. Forse sarà anche bello a vedersi, perché ho letto che qualcuno lo usa come ornamento, ma di sostanza non ha proprio niente, non serve a nulla. Amen. Amen. Mai confidare nell'uomo. Sapete cosa vuol dire confidare? Aprire la propria anima, riporre tutta la propria fiducia. Quando ho confidato nell'uomo, sono rimasto sempre deluso. Ma Dio ci chiama a confidare in Lui. Amen. Ad aprire interamente il nostro essere a Lui. A farlo entrare e farlo regnare nella nostra vita. Perché solo così possiamo essere veramente benedetti. Amen. Alleluia. L'uomo è portato a vedere sempre, a confrontarsi con il proprio simile. Ed è portato sempre a vedere esempi positivi nell'uomo. Non c'è nessun esempio positivo nell'uomo. L'unico esempio positivo che Dio ci ha dato è il suo figliolo Gesù. Amen. Amen. Qualcuno ci invita a confessarci. La religione tradizionale predica proprio questo, no? La confessione dei peccati. C'è un uomo che ti ascolta, ne ascolta tutti i colori e poi ti dà delle penitenze e se fai quelle penitenze i tuoi peccati sono perdonati. Non è così. I miei peccati li confesso al Signore. Confido nel suo amore e nel suo perdono. Amen. Amen. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Benedetto invece l'uomo che confida in Dio. Alleluia. Dio non ha mai deluso nessuno e mai lo farà. Alleluia. Alleluia. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. Il Signore vuole essere la nostra fiducia. Amen. Alleluia. Se permettiamo al Signore di regnare, governare la nostra vita, se siete d'accordo mi dite amen. Se no mi dite no, fratello, ti stai sbagliando. Se permettiamo al Signore di entrare nella nostra vita e di regnare nella nostra vita, di governarla, nella nostra vita ci sarà serenità. Alleluia. Siete d'accordo? Amen. Amen. Non solo, ma avremmo in cuore sempre questo desiderio: stare ai piedi del Signore. Alleluia. Non solo, ma avremmo anche il desiderio di essere sempre presenti ai culti. Amen. Alleluia. Avremo anche il desiderio di dire al Signore in preghiera: Signore, cosa posso fare per te? Quando hai Gesù nel cuore, non puoi che dire: Signore, cosa posso fare per te? Amen. E il Signore ti dirà: guardati attorno. Guarda quante persone non mi conoscono. Annuncia la mia parola. Alleluia. Amen? Amen. Amen.
Chi ha Gesù nel cuore non può dire: ma Signore, io non ho un pulpito, come faccio ad annunciare la tua parola? Non c'è bisogno di un pulpito. Rendimi testimonianza. Alleluia. Eh? Amen. La prima testimonianza della tua vita. Alleluia. Gli altri ti vedono e vedranno in te, se sei un figliolo di Dio, comportarti in modo diverso. Alleluia. Amen. Il tuo parlare, il tuo atteggiarsi sarà qualcosa di diverso che attrarrà le persone. Amen. Perché sei un figliolo di Dio, perché Gesù è in te. Alleluia. E non solo Gesù, anche le sue virtù sono in te. Alleluia. Il suo carattere è in te. La sua mansuetudine è in te. Amen. Amen. Il suo rapporto con il Padre. Amen. Anche questo è in te, se hai Gesù. Alleluia. Alleluia. Il nostro cuore è malvagio, siamo portati a fare cose malvagie. Per questo abbiamo bisogno di stare sempre ai piedi del Signore e di non allontanarsi mai dalla sua grazia. Amen. Se trascuriamo un po' il nostro rapporto con Dio, ne vediamo le conseguenze. Siete d'accordo? Spiritualmente parlando non siamo più quelli di prima. C'è qualcosa di diverso. Perché il mondo sempre ci chiama verso di Lui. E se non sei tirato invece dalla grazia di Dio che ti attrae, ti dice: no, vieni a me. Sei sempre lì combattuto. Qualche volta cedi, e poi ritorni, poi cedi, poi ritorni, alti e bassi, alti e bassi. Il Signore opera nella mia vita. Amen. Alleluia. Quando abbiamo scelto per il Signore di servirlo, lo abbiamo scelto per tutta la vita. Alleluia. Io non lo posso dimenticare. Quando il mio pastore mi ha battezzato in acqua, mi ha fatto questa domanda: accetti il Signore nel tuo cuore come tuo personale Salvatore e vuoi servirlo tutti i giorni della tua vita? Sì, io lo voglio. Amen. 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 Ho preso un impegno con il Signore e Lui lo ha preso con me. Ma la cosa più bella è che Lui ha preso l'impegno con me. Alleluia. Perché io so che posso venir meno, ma Lui non verrà mai meno con me. Amen. Alleluia. Non è mai venuto meno con me. Gloria al Signore, non verrà mai meno con te. Gloria a Dio. Chi può conoscere il cuore? Lui conosce il mio cuore e il tuo cuore. Alleluia. Chi può conoscere? Questa domanda non è a caso. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insondabilmente maligno. Chi lo conoscerà? Io, l'Eterno, che investigo il cuore. Alleluia. Lui sa cosa c'è nel tuo cuore. Cosa in verità ti impedisce di fare una scelta definitiva per il Signore. E so che tante volte il Signore ti ha parlato e ti ha fatto comprendere in modo chiaro cosa vuole Lui da te. Purtroppo noi a volte facciamo finta di non capire, proprio come fanno i nostri figli con noi, no? Facciamo finta di non capire. Ma il Signore ci parla in modo chiaro. Amen. Ci fa capire cosa dobbiamo lasciare, a cosa dobbiamo dire no. Cos'è che impedisce un nostro camminare libero nelle sue vie? Lui lo sa e lo sappiamo anche noi perché il Signore ci parla. Amen. Amen. Gloria al Signore. Cosa fare?
al tempo di Gesù c'era chi accusava i discepoli di Gesù che mangiavano senza lavarsi le mani. E Gesù interviene dicendo: ma quello che contamina l'uomo non è quello che entra nella bocca. Quello che contamina l'uomo è quello che c'è nel cuore dell'uomo. Amen? Amen. Vogliamo leggere Matteo capitolo 15, versetto 10. Perché quello che c'è nel cuore esce pure dalla bocca. Alleluia. È vero? Amen. Qualcuno è abile a trattenersi, non a tenersi, però il volto parla. Quello che hai dentro si vede anche fuori. Matteo capitolo 15 al versetto 10 dice così: e chiamata a sé la folla disse loro: ascoltate e intendete. Non è quel che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quel che esce dalla bocca. Ecco quello che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli, accostatisi, gli dissero: sai tu che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati? Ed egli rispose loro: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantato sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi. Ora, se un cieco guida un altro cieco, cadranno in un fosso. Pietro allora iniziò a dirgli: spiegaci la parabola. E Gesù disse: siete anche voi tuttora privi di intendimento? Non capite che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è poi espulso nella latrina? Ma quel che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo. Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo. Ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Alleluia. Amen? Amen. Parole dure? Verità. Alleluia. Perché Gesù è verità. Amen. Amen. Nel nostro cuore facciamo entrare tante cose che non dovrebbero entrare. È vero? Invece di scegliere la parte buona, che non ci sarà mai tolta, scegliamo di guardare quella scatola là ormai che c'è il telecomando e guardiamo cose che non dobbiamo guardare. E riceviamo messaggi negativi che entrano nel nostro cuore. Ancora di più ci sono questi aggeggi qua, telefonini, non ne parliamo. Entrano messaggi che contaminano il nostro cuore. Invece vogliamo lavarci alla fonte, Amen. alla fonte che si chiama Gesù. Alleluia. Vogliamo dire: Signore, lava il mio cuore. Amen. Per questo abbiamo bisogno sempre di incontrarci, stare insieme attorno alla parola di Dio e alla sua presenza. Alleluia. Altrimenti potremmo stare a casa, Alleluia. starcene a casa. Tanto si serve lo stesso il Signore. Ormai c'è questa convinzione errata e sbagliata. Perché se Dio ha istituito la Chiesa, Gesù è il capo della Chiesa, c'è un motivo. Amen. Se nella Bibbia c'è scritto di frequentare la Chiesa, c'è un motivo. Amen. Amen? Amen. Altrimenti potremmo essere credenti fai da te. No. Abbiamo bisogno di essere ammaestrati, guidati. Amen? Amen. Abbiamo bisogno di stare insieme alla presenza del Signore. Amen. E il suo Spirito entra nel nostro cuore e inizia a fare pulizie. E toglie via quella zozzura che noi abbiamo messo. Amen? Amen. E tutto questo agire ci porta più vicino al Signore. Alleluia. E quando preghi hai coscienza che il cielo si è aperto. Amen. Amen?
Perché sei in comunione con il Signore, il tuo cuore è aperto, c'è la sua presenza, Lui è dentro di te. Alleluia. Amen. Alleluia. Alleluia, gloria a te, Signore. Leggiamo il Salmo 51, mi avvio alla conclusione. Salmo 51, Davide, molto amato da Dio, l'uomo che aveva un cuore secondo quello di Dio, il dolce cantore di Israele. È vero? Suonava l'arpa e componeva dei cantici meravigliosi che calmavano e rasserenavano Saulo, che invece era tormentato da tanti spiriti. Ma quando Davide cantava, il suo cuore sentiva pace. Alleluia. Salmo 51, versetto 10. Guardate cosa prega Davide al Signore. Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Alleluia. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e fa che uno spirito volenteroso mi sostenga. Amen? Perché prega così Davide? Perché Davide ha peccato. Non c'è uomo, anche nella Bibbia, profeta, che non abbia sbagliato. L'unico che non ha mai sbagliato è Gesù. Ma anche i più grandi profeti hanno sbagliato qualche cosa. E Davide, anche se aveva un cuore secondo quello di Dio, ha fatto degli errori. Ha fatto uccidere un uomo per prendersi la donna. Poi questa donna rimase incinta. Davide pregò il Signore, ma Dio disse no, deve morire. E Davide accettò la volontà del Signore. Però nel suo cuore c'era qualcosa di diverso, perché quando si trasgredisce c'è qualcosa di diverso che si vive dentro. O no? Si vive un senso di colpa che a volte inganniamo noi stessi, facciamo finta che non c'è, ma c'è. È un peso che nessuno potrà toglierti se non vai ai piedi di Cristo e confessi il tuo peccato al Signore. E ammetti, sì, io ho peccato. Io ho sbagliato contro di te, Signore. Io ho tradito te, il tuo amore e la tua fiducia. Amen. Amen. La sua preghiera era questa: Dio, crea in me un cuore puro. Rinnova dentro di me uno spirito ben saldo, saldo nelle tue vie, nei tuoi comandamenti, nella tua parola, nella tua volontà. Saldi nel Signore dobbiamo essere. Alleluia. Non sballottati di qua e di là. Fermi nella parola. Alleluia. Nella parola che ci è stata insegnata. Alleluia. Amen. 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 Alleluia. Non respingermi dalla tua presenza. Probabilmente Davide si sarà sentito respinto dalla presenza del Signore, perché quando c'è il peccato che noi tolleriamo, Dio ci respinge. Dio non può tollerare il peccato, ma quando c'è il pentimento, il vero pentimento sincero, Dio torna a farsi sentire di nuovo nella nostra vita. Amen. Amen. E allora riusciamo a piangere come una volta. Qualcuno dice: no, ma io sono duro, non piango mai. Che bello quando il Signore ti fa piangere. Alleluia. È così bello. Ma non piangerti di dolore, di punizione. Piangere per la gioia. Signore, ancora una volta non hai tenuto conto delle mie colpe. Mi hai lavato e mi hai purificato.
mi hai perdonato. Grazie, Signore. Alleluia. Non respingermi dalla tua presenza. Grazie, Signore. Non togliermi il tuo Santo Spirito. Grazie. Lo Spirito Santo viene anche tolto, sapete? Non è che il Signore mi ha battezzato nello Spirito Santo. Ho conosciuto tanti fissati in questo modo che una volta fatto un'esperienza per sempre. Non è così, non è biblico. Bisogna camminare santamente nelle vie del Signore. Alleluia. Amen. Amen. Perché il Signore non può restare dentro di te se tu vai nel peccato. Alleluia. Guarda, ti dico una cosa. Dio Padre ha distolto lo sguardo dal suo figliolo. Per un attimo. Ma che dici, fratello? Sì, per un attimo sì. Dio mio, perché mi hai lasciato, mi hai abbandonato? Questa fu la preghiera di Gesù. Sapete perché? Perché in quel momento aveva tutti i peccati dell'umanità. Alleluia. E Dio ha distolto il suo sguardo dal suo figliolo. Dio non può tollerare il peccato. Dio mio, perché mi hai abbandonato? È stato un attimo. Alleluia. E il suo sangue stava versando, per purificare, per purificarci. Alleluia. Non toglimi il tuo Santo Spirito, rendimi di nuovo la gioia della tua salvezza. Alleluia. Perché quando senti di essere perdonato da Dio, sei anche gioioso. Amen. Quella gioia che avevi perso, Alleluia. la ritrovi. Amen. Per questo dice, rendimi qualcosa che mi è stata tolta. Dammela di nuovo, Signore, la gioia della tua salvezza. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Vogliamo tenere caro questo insegnamento. Gloria a Gesù. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Benedetto invece l'uomo che confida in Dio. Amen. Confida sempre nel Signore. Amen. Hai sbagliato? Confida nel Signore. Amen. Hai peccato? Confida nel Signore. Amen. Questo non vuol dire devi ripetere il peccato e gli errori. È vero? Ma siamo umani e cadiamo. Possiamo cadere, non dobbiamo farlo. Ma se succede, confidiamo nel Signore. Amen. Amen. Hai un bisogno, un problema? Non cercare aiuto dagli uomini. Non chiedere a destra e a sinistra, c'è Tizio, Caio, l'onorevole. No. Piega le ginocchia. Apri il tuo cuore. Invoca l'Onnipotente. Amen. Confida nel Signore. Amen. Amen. Lo dico anche ai miei figli, dalle cose piccole impariate. Io dalle cose piccole ho imparato da piccolo, anche quando andavo a scuola. Signore, fa che oggi non mi interroghi, ti prego, Signore, ti prego. Oh, e non mi interrogavo, lo scampavo. Dice, ma che dici, fratello? Oh, Dio si rivela a tutti, ai piccoli e ai più grandi. E anche i piccoli possono sperimentare, che è più piccolo, il favore di Dio. Amen. Quindi dico, confida nel Signore. Amen? Amen. Confidiamo nel Signore e in Lui solo. Alleluia. Andiamo a alzarci in piedi, gloria a Dio.